Si è conclusa con l'arresto di un uomo di 38 anni e la denuncia di una donna di 26 per la truffa del finto carabiniere a danno di persone anziane, l'operazione dei carabinieri di ieri. Tutto è partito da una serie di segnalazioni arrivate alla centrale operativa di Schio da parte di anziani che riferivano di aver ricevuto telefonate sospette in cui uno sconosciuto, spacciandosi per carabiniere, le allertava su un presunto incidente stradale in cui un loro familiare risultava coinvolto, invitandoli poi a consegnare una somma di denaro per un fantomatico risarcimento. Una tecnica che, incrociata alla segnalazione ricevuta dai militari di Valdagno, era stata messa in pratica poco prima ai danni di un'anziana di Trissino che aveva consegnato 1.500 euro in monili d'oro. Di qui la ricerca dell'auto dei due, che è stata rintracciata, e poi la caccia all'uomo che ha tentato la fuga nascondendosi in un treno. I vari servizi disposti nel territorio in base alle indicazioni ricevute dal comando provinciale volte appunto a infrenare questo tipo di fenomeno consentivano a una pattuglia di rintracciare la macchina in uso a questi due malviventi. A bordo vi era una donna in sosta all'interno della macchina e in quel frangente durante le fasi identificative i militari notavano appunto che un uomo usciva da un'abitazione di un'anziana e si dileguava, fuggiva a piedi. L'attività dei dispositivi di controllo del territorio ci consentiva di rintracciare immediatamente l'uomo che si era nascosto a bordo di un treno in partenza dalla stazione ferroviaria di Schio e dove tra l'altro aveva abbandonato anche la refurtiva asportata all'anziana di Schio consistente in circa 20.000 euro di monili d'oro. Di qui l'invito dell'Arma a consultare il decalogo messo a punto dal comando provinciale e in caso di telefonate sospette a contattare il numero per le emergenze. Varie sono le campagne informative dell'Arma che è intrapreso in tutto il territorio anche dell'Alto Vicentino proprio per prevenire questo tipo di fenomeno. Tra l'altro anche il comando provinciale ha pubblicato anche dei vademecum che sono stati diffusi in tutto il territorio della provincia proprio per dare dei consigli alle persone anziane. Ovviamente nel caso in cui si riceve a casa una telefonata da presunti carabinieri, l'invito sempre da parte dell'Arma è di contattare immediatamente il numero di emergenza 112 per segnalare l'evento.